Gli appuntamenti di domenica 16 febbraio, ultima giornata di apertura per la Mostra Arte Genova nel padiglione blu della Fiera di Genova. Partecipano 150 galleristi nazionali e internazionali e aperta dalle 10 alle 20. Ultima giornata di apertura anche per la mostra organizzata dal FAI in collaborazione con l'Archivio Ugo Mulas all'Abbazia di San Fruttuoso di Camogli. Si tratta di Ossi di seppia, un dialogo tra la fotografia e la poesia rispettivamente di Ugo Mulas ed Eugenio Montale, apertura dalle 10 alle 15:45. L'ASD Acquamanara organizza degli allenamenti di nuoto collettivi in Baia del Silenzio a Sesti Levante, dalle 10 alle 10:50, ritrovo al bar Catter Cocca, alle 11 inizio nuotata. Nona edizione del Cimento a Santa Margherita Ligure, ritrovo in Piazza del Sole alle ore 11. Alle ore 16 c'è l'inaugurazione della mostra d'arte Pio Ventera Savona Racconto di città nelle sale espositive del Palazzo Vescovile Il Savona. Sarà poi aperta fino al 23 febbraio. Gli appuntamenti di lunedì 17 febbraio. In via Fiume Arecco AMI organizza un incontro informativo per dare indicazioni sulla raccolta differenziata, il recupero e il riutilizzo dei materiali raccolti dalle 8 alle 12:30. Per i corsi di cultura di Chiavari c'è una lezione di storia del teatro con il professor Giannini intitolata Spazio e tempo nel teatro, alle 16:15 nella sala Livellara di Via del Pino. Alla Biblioteca Comunale di Cadasco c'è il pomeriggio delle storie dalle 16:30 alle 18. Partecipazione gratuita su prenotazione all'indirizzo mail letturebibliotecacadasco@gmail.com. Per la rassegna Cultura al Golf, Gabriella Vezzosi e Filomena Martoscia parlano di Le edicole votive del Centro Storico di Genova, alle 18 al Circolo Golf e Tennis di Rapallo. La Scuola di Formazione Teologica della Diocesi di Chiavari propone la prima lezione del ciclo Com'è possibile parlare di fede ai ragazzi del 2010? Con Paola Bignardi, Marco Erba e Emanuele Belli, alle 18 nell'aula magna del Seminario di Chiavari. Nello stesso posto, ma alle 21, anche la prima lezione della serie Gli abusi, quante ferite da riparare, con Michele Giannotti, Chiara Griffini e Luciano Galfetti. Prosegue la stagione Goga al Teatro Carlo Felice di Genova, alle 20:30 al concerto del violoncellista Mario Brunello, che concluderà un ciclo di serate dedicate a Bach.